Un patto per fronteggiare i danni della presenza del lupo sulle montagne venete. Il protocollo è stato firmato in giornata da Regione Veneto, Coldiretti e organizzazioni degli allevatori e produttori lattiero-caseari. La Regione si impegna a proseguire il monitoraggio del lupo e dei cani vaganti, con particolare attenzione al fenomeno dell'ibridazione. I dati saranno raccolti in un database regionale. Per quanto riguarda i danni subiti dagli allevatori, i costi saranno coperti al 100% dalla Regione. Naturalmente si punterà a realizzare sistemi di prevenzione e protezione del bestiame. Verrà inoltre garantito un servizio di sorveglianza e assistenza permanente per le imprese agricole. Per i firmatari del protocollo, fondamentale è la responsabilizzazione degli allevatori con iniziative di formazione e informazione per prevenire le perdite. Sarà fondamentale poi l'approvazione del piano di gestione del lupo per consentire anche il controllo numerico e il contenimento della specie. Una richiesta che i lavoratori della montagna fanno da mesi e che a Roma non possono non ascoltare.